ascolta, adesso Scellina ci leggerà la versione in inglese, poi tu ci racconterai come è arrivata questa poesia al cospetto, diciamo, dei membri dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Però adesso prima facciamo leggere la poesia in napoletano, ok? Sì. Shelly, ci sei? Dico in inglese. Goppo scoglie. Che strana cosa che è sta ipocondria. O cuore in tana roccia imprigionata cerca se liberai sta malattia, ma non a tena forza, è sconsolato. Goppa sto scoglio va sbattendo all'onna, che viene a s'imbrugliare con i miei pensieri. Sta scumma bianca l'anima m'affonna, ma parla come fa una consigliera. E m'accompagna che sta voce mare, che piano piano a capo m'ha guidata, facendomi scordare tutto l'amare, che in tu cuore mio steva stipata. Brava Carmen! Troppo forte, guarda, sei troppo forte. Che forza, sei una forza della natura, guarda, veramente. How strange is God, the heart prison to rock. Tries to get rid of this sickness, but has no strength. It's uncomforted. To wave dashes on this rock, it comes and fades in, as the thoughts do. This white foam wets my soul, talks to me as a counselor does, and with me this voice of the sea that calmed me little by little, making me leave behind all the bitterness that was preserved and into my heart. Benissimo, benissimo Scellina. Ok, adesso se qualcuno mi aiuta anche, diciamo, mentre Carmen racconta, perché questa poesia è stata presentata e letta all'Assemblea delle Nazioni Unite. Aspettate che lo scrivo. Io non è che poi abbia granché da dire, perché è avvenuto tutto a mia insaputa. Quando io l'ho saputo, le cose erano già state fatte. Questa poesia è stata, diciamo, portata lì alle Nazioni Unite, all'Assemblea, nella sezione Arte e Cultura, proprio per parlare della disabilità e di quello che la persona disabile può fare col computer, e si parlava, diciamo, anche del mio caso, che io per loro ero diventato un caso emblematico, cioè una persona che non potendo... di cosa abbiamo parlato oggi io e te? Come ti ho detto, io mi sento una persona normale quando ho il computer, perché quando mi togli il computer, tutte le cose che voglio fare nella vita reale come le fanno gli altri non le posso fare. Invece con il computer e stranamente con il computer si libera pure la mia fantasia. E proprio stando al computer ho incominciato a pensare, era il mese di luglio, pensavo che tutti stavano al mare, io mi sentivo malinconica e scrissi questa poesia che mi sentivo come il cuore imprigionato in una roccia. E poi pensando appunto al mare, a quest'onda che sbatte vicino allo scoglio, era come se quest'onda mi parlasse, mi desse dei consigli, e io dopo mi sentivo bene, dopo mi sentii meglio, insomma, e così tutte quelle mie sensazioni le scrissi in questa poesia. Chi avrebbe mai immaginato che questa poesia poi sarebbe arrivata alle Nazioni Unite? E un giorno su Skype, no, non ricordo se era su Skype o su Facebook, mi scrive il direttore del giornale Report European News, mi dice: sai, la tua poesia è arrivata alle Nazioni Unite. Io dico: ma ti riferisci a me? Dice: sì, mi riferisco a te, la poesia Goppo scoglie. Io rimasi di stucco, dissi:
Come si chiamava come si chiama il giornale, scusa? Report Europea News, che è un giornale dove è scritto sia in italiano che in inglese. E comunque io dissi, ma forse ho capito male. Dice, no, guarda, tu hai avuto questa... In pratica arrivò in napoletano la poesia, però poi la tradussero in inglese, la recitarono in inglese per farla ascoltare a tutti quanti. E questa cosa mi ha molto colpito, perché cioè, è stato un privilegio grande vedere una mia poesia arrivare all'ONU, ed è stata molto, molto apprezzata. Poi dopo mi hanno chiesto anche un dipinto che adesso è conservato negli archivi delle Nazioni Unite. Un dipinto, quello che parla della adesso qua non riesco a farvelo vedere, non ci abbiamo pensato a metterlo, vabbè, comunque parla dell'umanità buona che dà una mano alla parte malata della società, eccetera, eccetera, vabbè. Ma che è quello che sta sul video, è quello che sta proprio all'inizio. Quello è quello che sta nel primo video. E io poi all'inizio non ci credevo, poi ci ho creduto perché ho visto che questa persona ha fatto anche un'intervista al segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon. Allora ho detto, vabbè, questo sia arrivato da Ban Ki-moon. Cioè, io ho visto proprio tutto il video dove lui è entrato lì, parlava alle persone lì alle Nazioni Unite. Questo lo potevamo mettere, non ce l'avevi visto? La verità non ci ho pensato, vedi, adesso, parlandone adesso... vedi? Chi c'è che era, sì. E così mi sono resa conto che effettivamente... Beh, vedi. È una cosa che mi ha fatto piacere, questo non so che dire. È stato un privilegio, no? Certo. Allora volevo... Certo. Allora le foto a terra sono di La Baroque e il Luca Tami Beck. Ecco, sono foto molto belle, entrambi sono, oltre che lavorare in Second Life, diciamo, realizzano le foto in Second Life e utilizzano poi per condividerle i social network di photo sharing, Flickr e CoinUp, e quindi sono poi insomma molto seguiti, le loro foto sono molto molto commentate su entrambi i social network. Sì, sono bravi, veramente. Oramai loro sono diventati professionisti della fotografia in Second Life. La Baroque perché vinse un premio in CoinUp, e quindi tu pensa che la Baroque per la prima volta con il Museo del Metaverso ha esposto in craft, ha esposto le sue fotografie in craft invece che in Second Life. È brava, sì. Anche Luca Tami non è da meno, anche lui è, insomma, è bravo. Stavo pensando che mi viene, no, un paragone fra, diciamo, tutto questo ambaradan che ogni volta mettiamo su per arte un poetry, quasi come un circo, no? Che ogni tanto toglie le tende e poi si ripropone, no? Si rimaterializza dall'altra parte. E insomma Arte and Poetry questa volta in Second Life è stato come un grande circo che mette in campo tutte le sue specialità e poi
ecco, e poi ecco, fai il giro dei posti più importanti di un paese, insomma, un territorio. E mi è venuto questo paragone per il suo seguito. In genere la parola circo la parola circo si usa con un'accezione negativa, invece no. Ciao. Chi? Luca Tami o Bella Barocca? Sì. Sì, no, sono belle, ma no, tutte, insomma. Adesso... Sì, certo. Sì, beh, la barocca è molto particolare, devo dire, insomma, io appena la prima foto che vidi mi colpì moltissimo e la chiamai subito ad esporre in Craft, al Museo del Metaverso, perché mi era piaciuta molto una foto che aveva vinto un concorso indetto da CoinUp, molto brava. Poi c'aveva anche quest'estro nelle installazioni, cioè mi era piaciuta, insomma. Anche quando aveva installato al museo aveva fatto tutta una composizione. E l'hanno fatto loro, sì, sia la Barocca e Luca Tami. Sì. No, non aveva messo i chiodi sui muri, no, quello al museo è vietato proprio, guarda. C'è un divieto assoluto di mettere... È Luca Tami, sì, Luca Tami, qui sono in due, Luca Tami e la Barocca. Luca Tami Black, e sì, al museo è proprio vietato mettere i quadri appesi alle pareti. Proprio è un sacrilegio, lo dicevo a loro ieri, categorico, sì. Ma guarda come sono belle qui in terra, no? Un tappeto di arte, bellissimo, guarda. Sì, ma hanno installato insieme, guarda, quindi hanno fatto il lavoro insieme ieri sera alla Barocca e in Bucatano. Beh, guarda, Scellina proprio si è ispirata precisamente, la sua poesia è stata proprio ligia, proprio al dettato della poesia, in una maniera veramente, proprio come una professoressa, proprio è stata quasi esagerata, l'ho copiata. quasi esagerata. Sì, esatto. Ma mi piaceva, io quando l'ho letta, l'ho scelta, proprio l'avevo già vista, infatti devo dire che l'ho fatta in 2 secondi perché sapevo perfettamente cosa ci dovevo mettere. La dice bene, è vero questo traduttore, mi sembra, cioè, non si capisce. Aspetta che controllo. Controllo. Vagamente si capisce. Capisce, speriamo. No, perché se no noi parliamo e non è giusto, no? Che...
sentito proprio il rumore del mare, guarda, l'hai riprodotto preciso. La mostra rimarrà installata in questa SIM fino a domenica.